La vicenda dei rifiuti a Favara relativamente all'estensione degli operatori ecologici sta assumendo delle proporzioni enormi, tanto che la prefettura di Agrigento ieri, nella persona del viceprefetto vicario Giovanna Termine, ha presieduto un incontro in videoconferenza avente come oggetto le problematiche appunto della mancata raccolta di rifiuti solidi urbani, in relazione all'estensione del lavoro degli operatori ecologici che hanno incrociato le braccia da circa 2 settimane a causa del mancato pagamento di ben 4 mensilità di stipendio. Alla riunione erano partecipi il sindaco e il vice sindaco con delega all'ecologia del comune di Favara, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i rappresentanti del raggruppamento di imprese con capogruppo la ditta Eseda, affidatario del servizio di raccolta di rifiuti a Favara. Nel corso dell'incontro è emersa innanzitutto la urgente necessità della ripresa del servizio di raccolta dei rifiuti, in considerazione della grave situazione sanitaria venutasi a creare a Favara per la grande quantità di rifiuti che ormai si trovano nelle vie cittadine, situazione aggravata dalle temperature in rialzo e dall'abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuto, anche ingombrante, da parte di alcune persone. Il viceprefetto vicario ha tenuto così a sottolineare che sul tema vi è l'attenzione costante della prefettura che sta monitorando la situazione stessa del comune di Favara da diversi giorni e ha fatto presente che nella giornata di ieri si è tenuto anche un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale è stato disposto l'innalzamento del livello di attenzione delle forze dell'ordine operante su quel territorio. La dottoressa Termini, nel ribadire la comprensione della prefettura per i lavoratori e le loro famiglie da mesi senza stipendio, ha tuttavia fatto presente alle sigle sindacali la necessità e la delicatezza del servizio svolto dagli stessi. Nel corso della riunione è emerso quindi l'ormai prossimo accreditamento dei fondi regionali che consentirebbero al comune di Favara di corrispondere alle ditte una parte della mensilità arretrata e di conseguenza anche una parte degli stipendi ai lavoratori. Dal canto loro i rappresentanti del raggruppamento di imprese hanno fatto presente di avere già anticipato ai lavoratori 2 mensilità arretrate rispetto alle somme vantate e di avere altresì corrisposto un acconto in vista delle festività pasquali, ma di non essere più nelle condizioni di versare ancora somme in assenza del pagamento delle spettanze da parte del comune stesso. Il segretario provinciale della CGIL e il rappresentante della CISL hanno manifestato apprezzamento per l'interesse della prefettura nella delicatissima avvertenza sociale e consapevoli dell'importanza di garantirne la ripresa del servizio pubblico interrotto, si sono impegnati a riunire i lavoratori per sondare le concrete possibilità di ripresa della raccolta stessa, chiedendo di avere garanzie dell'ente locale sui pagamenti. Pertanto il sindaco e il suo vice hanno così rassicurato le ditte e i lavoratori sul pagamento di 2 mensilità arretrate, non appena perverranno i fondi da parte della regione siciliana, attesi entro la fine del mese. Nel corso della giornata, da parte delle organizzazioni sindacali, si è anche appreso che i lavoratori hanno ripreso a lavorare nella mattinata di oggi.